Benvenuto agli alberi, welcome, benvenuti ragazzi, bentornati perché eravate già stati, avevamo già avuto il piacere di ospitarvi un po' di tempo fa. Adesso scopriremo che cosa bolle in pentola in questa formazione, se ci sono delle cose nuove o anche se semplicemente quello che è stato è rimasto un po' più è maturato, chi lo sa. Intanto stasera siete in una situazione acustica, dico bene, questa è una versione più acustica, Arianna, Sì, no? sì, esatto, di solito suoniamo, facciamo un po' in realtà, sia in elettrico che in set acustici, questa sera siamo una via di mezzo. Mi avete fatto sto regalo, total Sì, acustico, esatto. perché sapete che io poi vorrei cominciare a fischiare le orecchie, però lo voglio dire subito, ci sarà la possibilità di sentirli in elettrico tra qualche settimana, qualche giorno, lo ricorderete voi, credo che sia il padiglione 14, ma adesso non voglio fare troppe giuste anticipazioni. Corretto. Poi sembra troppo lunga come cosa. Io adesso semplicemente vorrei sapere qual è il brano con quale avete immaginato di aprire questa situazione sia live che in streaming, perché siamo qua. Allora, il primo brano diciamo che narra del tragico evento della bomba di Hiroshima. Come sempre scegliamo temi molto allegri. Si parla tranquilli, una No, volta. è una cosa... E quindi ecco, nel testo vengono alternati momenti di descrizione della vita quotidiana degli abitanti, alternati a momenti invece dell'orrore, insomma, subito dopo lo scoppio della bomba. E quindi proprio per creare questa contrapposizione, sottolineare ancora di più l'orrore, la tragedia dell'evento. Sì. E il titolo è in giapponese, Giapponese. è Kore Wanan Deska, che vuol dire che cos'è, e probabilmente ci siamo immaginati che fosse appunto una delle ultime parole, probabilmente pronunciata da molti degli abitanti della città. Che poi in realtà potrebbe essere qualsiasi frase, tanto nessuno si Nessuno pone, sa, a parte quindi- uno o due nel pubblico. Ma io vi Chi è che assicuro lo che sa? Ne conosco uno, però vabbè, non ok. penso voglia adesso entrare nella mischia. c'è qualche giapponofono. No, Giappone no. Non so se si può dire così, però ecco, io non ripeterò il titolo per bene, rispetto, però posso dire soltanto, signore e signori, qui a Salotto gli alberi. Grazie. Richiudo la porta di casa, polvere rossa negli occhi, saluti clienti, sua moglie sta bene, brandelli di pelle negli occhi, il terrore, mia madre alla porta di casa. Pioggia nera negli occhi, ricordati il pane, vediamoci a cena, macerie fumanti, persone di cera, Kore Wanan Deska, visioni infernali, soni disumani laggiù nella
allora non vedo più niente, nemmeno il tempo di dire un addio a chi salutavi per primo al mattino, in un secondo sparito, in un secondo sparito, nemmeno il tempo di dire un addio a chi salutavi per primo al mattino, in un secondo sparito, in un secondo sparito. Grazie, grazie. Gli alberi, questa canzone, io diciamo adesso non posso ripetere il titolo perché l'ho detto prima che non so il giapponese, però mi ricordo diciamo che l'album, l'EP che eravate venuti a presentare si chiamava The Glimpse, questo lo posso pronunciare, è giusto? Sì, Questo questo è- sì, corretto. Quindi questa è l'ultima traccia discografica che io ho reperito, ma chi lo sa, magari ci sono altre. No, ho sbagliato. In realtà questa non fa parte di The Glimpse, è nuova, è nuova. Ma abbiamo ancora una bomba nuova stasera. Esatto, la prossima, prima volta live. Ma non mi dite così, sai che io così di Non possiamo pavoneggio, fare la ma- bomba così. Sì, è così a caso. Dopo questa canzone è un po' inappropriata. questa esatto, era un po' una battutaccia, diciamo, però comunque io non volevo sottolinearla, però è chiaro che Chiedo no, perdono. ma perché sono cose che succedono, perché è chiaro che poi la testa rimane Ma lì e l'incidente pura, diplomatico. no, l'abbiamo dietro l'angolo. sfiorato, Il però Giappone diciamo, Me ne vado. l'abbiamo sfiorato, però per carità, l'emozione di questo palco gioca brutti scherzi, come è normale. Però vabbè, e quindi il primo pezzo, adesso non voglio continuare a dire che era esplosivo, eccetera, quindi, è un inedito, no? Non Il era- prossimo sì. Il prossimo Sì, il primo sì. l'avevamo già fatto, non in versione acustica, però questa è la prima volta in versione acustica. Invece il prossimo è nuovo e questo è anche un titolo giapponese perché abbiamo deciso un po' di... si chiama Kaio, che vuol dire oceano in giapponese perché... Ma perché c'è qualcuno che c'ha... ho sbagliato. Matteo voleva... No, dico, correggere. non so se c'è qualcuno nel pubblico che parla giapponese, penso di no, sempre come prima. No, ma io penso- vorrei uno sapere, è arrivato nel se frattempo. mi posso permettere, come mai voi con questa cosa col Giappone avete un fidanzato, una fidanzata giapponese, cosa è successo? Vi Io piace sono il sushi? abbastanza infognata col Giappone, diciamo. Però Sei stata in sono Giappone? stata in Giappone quest'estate, ho avuto la fortuna di ecco. andare. Hai fatto Sì, il in viaggio realtà, in Estremo Oriente e quindi ti ha colpito questo? sì, mi ha colpito, allora li ho costretti a dare titoli in giapponese alle cose. Bene, quindi diciamo la tournée degli alberi in Giappone posso dire quasi che è imminente a questo punto, ma chi lo sa, vedremo. Sarebbe bello insomma, Quindi fare ora uno vedremo nei streaming. pezzi dopo l'estate che verrà, magari vai in vacanza E magari canterete poi a quel Russia e punto si canta in russo. Beh, comunque un gruppo che utilizza tanti linguaggi, pronto per questo mondo così ormai. Intanto mi fisso. Va bene. Comunque il prossimo pezzo parla del problema della plastica negli oceani. Ci tengo molto vabbè. a questo tema, allora. E niente, quindi parla di una balena che nuota in questo oceano pieno di rifiuti di plastica, è descritto in maniera quasi fiabesca, questi frammenti colorati, proprio a testimoniare del fatto che non si rende conto del pericolo a cui sta andando incontro, come spesso accade nei confronti di queste tematiche. Ecco. Anche per noi umani, diciamo. Esatto, Non ci esatto. rendiamo conto. E com'è che si intitola? Si chiama Kaio, giusto? No, perché mi ha corretto prima. Caio È lunga la... Comunque vabbè, dai, questi sono La titoli O è giapponesi. lunga, La O. mi dicono. Quindi Persone diciamo che ne sanno più di me dicono è aperta questa Caio, com'è? Caio, vabbè, Caio, ladies and gentlemen, gli alberi. Grazie.
gli alberi con questo che era un inedito, quindi abbiamo Esatto, sì. così annunciato prima, un inedito, quindi diciamo state per realizzare un nuovo lavoro discografico. Sì, Come stiamo registrando proprio in questo momento 2 pezzi. E uno è questo qua, appunto, e l'altro è quello prima. Abbiamo fatti subito così. E quindi cosa farete uscire? Un 45 giri? Siamo ancora un attimo... doppio singolo. Un doppio singolo. Come si fa adesso? Diciamo doppio singolo, questo per questa primavera. È imminente. Anche un po' 80s, anche un po' anni 80, però, Anche un po' doppio singolo. 80, sì, anche un po' 80s, per carità, ci mancherebbe. Quindi per questa primavera. Sì, puntiamo. Poi punteremo anche su questa canzone qua, vorremmo anche fare un video, però insomma non ci sbilanciamo Ancora troppo, non si può dire, non si può dire. Ancora non si può dire. Forse. Spionaggio. Vediamo come va il Spoiler. Giappone. Perché dovete fare un video Sì, nell'oceano qua, com'è? dipende un po'. Pulito Se l'oceano. adesso ci dichiarano guerra. Va bene, quindi bisogna seguirvi sulla pagina Facebook per vedere insomma, se vi servono anche comparse per il video, che ne so. Sì, in effetti potrebbero servirci. Dei pesci, dei bottiglie di plastica. Dalle bottiglie. Possiamo raccogliere i rifiuti dalle spiagge. Allora. Ma Ci cosa servono volontari. la balena, quindi Balena, cose di cartapesta, fare cosa un fa? casting per trovarla. Ma quindi volete farlo in piscina questa cosa qua della balena? No, vabbè, non vogliamo fare come si dice spoiling, non possiamo dire cose prima del dovuto. Va bene, e invece con che cosa proseguiamo in questo viaggio musicale tra le vostre canzoni? Proseguiamo con un altro pezzo che è un pezzo vecchio in realtà, del primo, possiamo chiamarlo Lavoro. Sì. autoprodotto e registrato da noi, è proprio il primo, Ah, e si chiama, purtroppo mi spiace, Kisagotami. quindi Anche già dall'inizio avevo questa... No, ma in questa realtà vocazione, Kisagotami diciamo. è il nome di una persona, è una storia buddista in realtà, Ah, è il nome di una donna. Sempre lì, comunque. Sempre lì sempre voi lì a siamo. finire, scusate. abbiamo spaziato stasera, devo dire, anche sui temi, perché prima c'hanno... bella come cosa. Bene, quindi un brano Sì, buddista quasi posso dire. sì, in realtà la storia appunto, non so, ve la racconto. Ah no, adesso ce la canti, però Vabbè, diciamo ve la se canto. ci vuoi dare così. Perché in inglese questa qua, quindi magari non si Ah, beh, no, beh, allora sì, No, sì, comunque se beh, vuoi la farci storia di così- questa donna che perde un figlio e allora Eh. cerca di, insomma, può riportarlo in vita e chiede a Buddha come fare e lui gli dice di cercare degli ingredienti dai suoi vicini, familiari, da famiglie che non avessero, diciamo, sofferto a causa della morte. No? Allora lei inizia a girare, ma dato che e scopre, chiedendo in giro, trova gli ingredienti, ma ogni volta che chiede ma se hanno avuto delle lutti, tutti gli dicono sì, hanno comunque tutti avuto in qualche modo, sono stati toccati dalla morte, quindi lei si rende conto di non essere da sola e accetta poi la morte del figlio. Questo per... Una bomba comunque. Di nuovo, Molto bomba questa. Va bene, adesso vediamo con che tipo di diciamo, accompagnamento avete realizzato questo brano che io non mi permetto di dire il titolo, però insomma avete capito, loro sono gli alberi. Grazie. Crying, closing to a sheet.
gli alberi. Questa versione acustica però diciamo ruvida al tempo stesso che sarà probabilmente la riferente, abbiamo detto, tra un paio di settimane al Padiglione 14, ricordiamolo, sarete in concerto in versione elettrica e avverrà esattamente il giorno, non mi ricordo però. 25 gennaio, venerdì. Venerdì, quindi segnatevelo, venerdì 25 gennaio in una versione un po' ancora più diciamo psichedelica, ma per certi versi, qualche chitarra elettrica, più basso elettrico e quant'altro. Va bene, forse il prossimo brano, se la scaletta è giusta, potrei addirittura pronunciarlo io, perché ha un titolo che potrei tentare di Sì, questo è facile. questo dovrebbe essere facile, però insomma adesso non vorrei bruciarmela così. È un brano diciamo in qualche modo autoriferito, no? No, in realtà no. No, perché vedevo il Mi titolo. guardano, ma però no. il titolo può trarre in Potrebbe in inganno. inganno, si chiama sì. E tra l'altro questo è del CD River God, che è il primo CD che abbiamo fatto, il primo Sì. EP. Esatto, prima di The Glimpse. Quindi questo è un pezzo Abbiamo un po' antico. mischiato questa sera abbiamo tirato fuori vecchi, nuovi, tutto insieme. Vabbè, giusto, un'antologia per certi versi e questo brano diciamo un po' si intitola Ego. questo potevo dire anche Ego. Ladies and gentlemen, gli alberi Ego. To feel like an enemy to control behind all the rational doubts, through the fire, through the liar in my soul, so will light to fade on your shoulder, your faithful. This time
Ego, questa era Ego degli Alberi, brano diciamo della loro discografia. E adesso insomma, abbiamo rinnovato l'invito a questo vostro concerto insomma, tra qualche giorno a Patignone 14. Abbiamo anche annunciato questa uscita che ci sarà di questo doppio singolo, se posso dire così. Vedremo cosa succederà con il video. Quindi insomma saranno dei mesi in cui terremo d'occhio la vostra pagina Facebook, che c'è scritto semplicemente Gli Alberi, no? Com'è? Gli alberi. Gli alberi, mettete gli alberi, no, siamo a scanso di equivoci. Va bene, allora con che brano avete scelto per salutare il salotto di questa settimana, anche perché siete diciamo a questo punto fungete da super sigla, che cosa avete scelto? Un brano che posso pronunciare anch'io, il titolo? Chi lo sa? Un classicone. Ah, Classicone, direi. River God. oh, ecco. Oh yeah, River God. Cioè, Va bene. Shining your great sun, dying swimming your sins. She is not ashamed, but she's always free. River God. To the end, to the end. Fear you must rover. Don't stay still by the trees near. You run in the rain. This spell of wood, we sit down here. Now you won't be there. In spite of this money bag, you can feel yourself. Find the ocean in your great sun, dying swimming your sands. She is not ashamed, but she's always friend. River God. To the end, to the end. Fear must rover. Don't stay still by. Grazie, grazie. grazie tantissimo agli Alberi. Grazie mille. Thank you very much. Ringraziamo anche gli altri artisti che sono intervenuti questa sera, ovvero ringraziamo anche Mister Eleven e Don Momo, ringraziamo anche Elfo alla parte tecnica, Sergio Olivato e Danilo Samanda a Bruxelles che ci seguono. Per il salotto è tutto per questa sera, vediamo appuntamento chiaramente la prossima settimana, tante belle cose, bye bye, sigla. Grazie.